Bentornati, parliamo della possibile rinfrescata in arrivo, ma che durerà veramente poco. Andiamo quindi a vedere questi giorni come ovviamente questa ondata di caldo continuerà a rafforzarsi e non vogliamo parlarne perché comunque i picchi fino a 40 gradi si avranno, ma vedete lo scenario per giovedì, quando potrebbe attualmente, secondo molti scenari, scendere questo flusso causato da una perturbazione vicino all'Inghilterra di correnti un po' più umide atlantiche, che sarebbero quindi disposte a portare un notevole calo delle temperature, e lo si dimostra anche da questa grafica quando si prospetta un allontanamento definitivo del caldo intenso verso il centro e il sud Italia e sull'Europa orientale, portando quindi un calo delle temperature fino ad arrivare in media, quel periodo sono sotto media. Quindi questo weekend potremmo tornare a vivere dei valori attorno ai 30-34 gradi in Valpadana, specie sul Veneto. Sì, potremmo arrivare anche su questi valori, e come vedete lo scenario di questo impulso di aria un po' più fresca, lo cedimento della pressione atmosferica a 500 ettopascal, lo vedete, la corrente a getto si abbassa ulteriormente proprio in questo periodo e andrà favorendo quindi il transito di questi rovesci temporali, ma soprattutto dell'associato calo delle temperature. Il rischio quindi di una potenziale ondata di caldo aumenta notevolmente tra l'11 e il 12 del mese, quindi anche nel periodo di Ferragosto possa arrivare una quinta ondata di caldo. Non ne parliamo perché sono tendenze a lungo termine, però vi accenno già questo, e subiremo questo abbassamento con l'aria calda africana che continuerà a scorrere sul Mediterraneo, eccetto però appunto sul nord Italia, con una rinfrescata piuttosto rapida che poi comunque dalla prossima settimana tenderà pian piano a riprendere con le temperature. Quindi questa è la visione attuale e modellistica, con questo ingresso di aria un po' più fresca in ingresso proprio da occidente, quindi questo collegamento tra l'altro con una depressione sulla Norvegia, quando questo sistema nei prossimi giorni sull'Atlantico risalirà proprio verso la Norvegia, invierà queste correnti un po' più fresche dirette verso il nord Italia. Vediamo se tale tendenza verrà confermata o meno nel corso dei prossimi giorni. Sarà confermata in realtà già proprio questo inizio della settimana e manca veramente poco per vedere se accadrà tutto ciò. Per questo vi consiglio di rimanere aggiornati.